Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. E diamo subito la linea a Giulio Cainarca. Eccola qua, la nostra canzoncina che ci mancava da tanto tempo. È un pezzo memorabile, non è una canzoncina che ci mancava da tanto tempo, così come ci mancava da tanto tempo il collegamento via Skype con il nostro Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, autore del libro Nel cuore di Odessa, del quale parlammo a suo tempo. Ugo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. E grazie per essere di nuovo qui con noi dopo tanto tempo. Passa il tempo, ma la guerra continua. Sì, la guerra continua. E fino a quando, Ugo? Tu sei a Odessa adesso? Sono a Odessa, quindi siamo proprio viviamo in diretta, quello che voi avete letto, visto sui giornali, qui ce lo sentiamo addosso. Ci sono molti sviluppi, devo dire che ogni mese, quasi ogni settimana ci sono delle novità in questa guerra, molto spesso proprio imprevedibili, come non si poteva prevedere un ammutinamento dell'unità più famosa ormai di questa guerra russa, un'elite. Cioè su questo, Ugo, abbiamo citato un tuo articolo che è uscito su truenews.it l'altro giorno, no? Nel quale tu leggi questo ammutinamento della Wagner e di Prigozhin come un grosso danno per Putin. Ne abbiamo letti diversi di commenti, no? C'è chi legge le cose in maniera esattamente opposta a quello che fai tu, ovviamente, no? E anzi c'è stato chi perfino ha ipotizzato una specie di gioco delle parti, no? Una sorta di commedia tra i due, prestudiata a tavolino, col che uno può osservare ma che scopo c'era di organizzare un finto golpe per fare una cosa su cui eri già d'accordo prima, no? È come dire di spendere un sacco di energie per ottenere un obiettivo che potevi ottenere con una facilità estrema. Insomma, secondo te invece il punto è che qui le cose stanno in una maniera nettamente negativa per Putin. Abbiamo citato stamattina anche Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, che la pensa esattamente come te, altro che rafforzato. Qua Putin non ne esce affatto bene, perché anche se fosse stata una messa in scena, il fatto di averne avuto bisogno tradisce debolezza e declino di autorità. Allora, come argomenti tu la questione? Abbiamo visto il tuo articolo, ma riprendiamo un po' il succo, diciamo, del tuo punto di vista. Ma allora, è evidente che molte persone si eccitano all'idea che possa essere un bluff tipo poker, no? Oppure che ci sia a volte queste cose succedono nella vita reale. Per esempio abbiamo visto capi di mafia o di gang malavitose che denunciano una malattia per vedere se ci sono degli aspiranti al suo ruolo e quindi per poi stanarli, farli venire allo scoperto ed eventualmente eliminarli. Sì, ma queste cose non funzionano nella vita reale quando c'è una guerra in corso, quando c'è uno Stato che è sotto una pressione fortissima. Quindi sia la Russia sia l'Ucraina in questo momento hanno priorità, hanno un combattimento, hanno un conflitto in corso, non possono né l'una né l'altra mostrare debolezza. Ecco, non si può pensare che sia un rafforzamento di Putin se la sua unità più famosa, più efficace nei combattimenti, l'unica unità dell'esercito russo che ha portato a casa dei risultati abbastanza, diciamo, sostanziali nel combattimento, e questa unità si ribella, non solo si ribella, già questa cosa qua è una cosa molto seria, molto brutta, perché se poi consideriamo che Prigozhin è un partner d'affari di Putin, Prigozhin è riuscito a creare questa unità, questa agenzia di mercenari che poi è diventato un vero e proprio gruppo di reparti combattenti, l'ha riuscito a fare con solide alleanze, amicizie, appoggio e lo stesso, diciamo, benestare di Putin. Allora Putin hai una persona di cui ti fidavi che ti sfugge dal controllo, quindi questo è il primo assunto. Non sei certamente un leader forte se ti succede una cosa del genere.
Ma poi è successa un'altra cosa clamorosa, cioè gli ammutinamenti nella storia ci sono stati, le ribellioni dei riparti militari ci sono stati, in paesi tipo anche la Spagna per esempio, però c'erano immediatamente dei reparti fedeli al governo che reagivano, combattevano e reprimevano la ribellione. E questi della Wagner si sono mossi sul territorio della Federazione Russa senza nessun ostacolo, senza nessuna resistenza, addirittura con la popolazione di Rostov che andava a salutarli, a stringergli la mano, a portargli da bere, da mangiare, a fare i selfie. Cioè, questo è un segnale naturalmente di debolezza, perché se tu sei veramente uno stato forte, non ti deve succedere, se succede la repressione deve essere immediata. I cinesi sono molto sorpresi che i traditori, i rivoltosi non siano finiti tutti quanti fucilati o appesi da qualche parte. Per finire, questa unità scompare dallo scacchiere, cioè gli ucraini adesso possono combattere senza una preoccupazione, quella che questa unità militarmente efficace sul combattimento potesse essere usata dall'esercito russo come riserva per degli contrattacchi. Ormai questi combattenti sono in questo momento neutralizzati, dico, se ci sono non li usano perché ancora non hanno deciso chi comanda. Ecco, tu hai notato anche che c'è stata una reazione praticamente nulla rispetto al tentativo di golpe, fallito golpe, chiamiamolo come vogliamo, cioè all'avanzata della brigata Wagner, no? L'aviazione russa non è intervenuta, non ha distrutto le colonne di camion sull'autostrada per Mosca e in generale c'è stata una reazione molto blanda. Tu la interpreti come un segno di debolezza. Naturalmente chi è più complottista la interpreta come un segno di accordo, tra virgolette, in qualche modo, no? Per tornare all'argomento di prima. Beh, allora, la cosa su cui stanno interrogando gli esperti è, hanno analizzato la reazione dei militari. La reazione dei militari, cioè parliamo proprio dei comandanti dell'esercito russo. L'esercito, tra l'altro, è rimasto per una giornata sotto virtualmente il prigioniero di questi rivoltosi, perché da Rostov, come ho scritto nel mio articolo, e da Voronezh passano i vagoni con dei treni per i rifornimenti, che significa che tu hai, è come avessi un sommozzatore che sta facendo un'immersione e tu gli blocchi l'aria, cioè praticamente non può combattere un esercito senza rifornimenti. Però la cosa che ha colpito è che i vertici militari non hanno reagito dicendo è una vergogna, questi sono dei bastardi, dobbiamo salvare la Russia, andiamogli contro. No, sono tutti quanti zitti. Cioè c'è stato tutta una società russa, una parte che aveva una grossa simpatia per Prigozhin che è un criminale internazionale con una marea di reati, che sarebbe insomma un personaggio che dovrebbe finire in galera, però gode per molti russi di una totale ammirazione, perché è visto come un guerriero, un combattente, uno che ce l'ha, che è proprio che voglio usare espressioni volgari in radio, e come quello che salvava l'onore della Russia. Cosa hanno fatto i vertici militari? Teoricamente, per fedeltà al governo, dovevano dire subito noi non facciamo parte di questa cosa. Invece sono stati zitti, della serie, sta a vedere che lui ci riesce, sta a vedere che questo ha già fatto accordi con qualcuno potente e probabilmente c'era qualcuno a Mosca che lo aspettava, se no non sarebbe partito per andare su, e quindi l'esercito non ha reagito. Per quanto riguarda l'aviazione, no, ci sono stati degli attacchi, adesso nell'articolo non ho voluto entrare nei dettagli, ma 2 elicotteri sono stati abbattuti. Sono morti dei piloti che hanno provato a contrastare, ma se si fossero alzati in volo una squadriglia di aerei, lì sull'autostrada facevano il macello. E anche lì c'è una situazione in cui Putin si è trovato praticamente indifeso. Lì sono stati fatti degli accordi politici, perché in uno stato forte questi rivoltosi sarebbero stati attaccati, repressi, messi in galera, uccisi. Invece l'averli perdonati significa che non poteva fare diversamente. Cioè un gesto di debolezza, tutto sommato. Assolutamente, è ovvio. Ecco, dall'altra parte tu fai una serie di ipotesi circa gli sponsor politici occulti di Prigozhin nel tuo articolo, no? Allora io faccio un passetto indietro e ti chiedo, ma secondo te cosa voleva fare Prigozhin? Prima di capire se è stato sponsorizzato, A, ipotesi che tu elenchi, dai servizi segreti americani, B, dai servizi segreti ucraini, C, da qualcuno che voleva preparare un colpo di Stato in Russia, forse anche qualche sezione del servizio segreto, l'FSB, con l'intenzione di buttar giù Putin.
di finire questa guerra che la Russia sta sostenendo sempre più a fatica. Sono le 3 ipotesi, tu propendi per la terza, però, e poi te le lascio commentare, ma in primis, cosa voleva fare secondo te Prigozhin? Allora, la versione ufficiale, poi decidiamo noi se ci piace, io la trovo un po' debole, è 1, rivendicazione sindacale. Cioè, qui mi avete firmato già a dicembre del 22, avete firmato al Ministero della Difesa una legge che dice che la Wagner adesso a luglio deve essere riassorbita nell'esercito, dice la Wagner è mia, io faccio una ribellione perché la voglio mantenere mia, è una mia creatura, ok? Se vogliamo credere che si fa un ammutinamento per una rivisitazione sindacale, questa è la spiegazione. La spiegazione politica è: marcio su Mosca e cambio il ministro della difesa, che per me è un imbecille, sta facendo disastri, sta condannando la Russia, e il capo di Stato Maggiore. Sì, ma tu fai un ammutinamento per cambiare un ministro, un generale? La vedo anche questa qui molto debole. Insomma, chi fa un ammutinamento, soprattutto un furbo, abilissimo organizzatore, delinquente, significa che c'è un piano dietro, significa arrivare a Mosca e diventare uno degli uomini forti di un eventuale altro governo. Questa è l'idea che mi sono fatto io. Perché non vai sulla capitale con pochi uomini, alla fine non erano così tanti, come sì, qualche volta riesce nella storia. Garibaldi con 800, diciamo i 1000, ma erano 800, sbarca in Sicilia, erano 4 gatti, e l'esercito borbonico era di 20.000 persone, eppure gli è andata bene per tante altre storie. Ma un Prigozhin non va a Mosca così dicendo proviamo a vedere se funziona. Sicuramente c'era un piano e c'era qualcuno che lo aspettava per organizzare un dopo. Non è successo, io ipotizzo che probabilmente chi era d'accordo con lui poi ha chiamato Putin e ha detto: senti, o sei finito o diciamo facciamo un accordo dove noi entriamo, e quindi io ipotizzo che oggi Putin è ostaggio di qualche altro personaggio politicamente che non è uscito allo scoperto, ma che era dentro questo complotto. Ecco, l'altra cosa che mi ha ricordato anche alcune pagine del tuo libro, no? E che anche della più stretta attualità, al di là del tuo libro nel quale tu rievochi la composita natura della città di Odessa, no? Così come anche qualcuno, sto facendo un paragone un po' ardito, Sì. però qualcuno ha ricordato anche che Prigozhin ha radici ebraiche, no? C'è un filone antisemita molto corposo anche in Russia e anche attualmente, e qualcuno ha ricordato questa figura di mezzo bandito che mi ha fatto ripercorrere alcune delle pagine del tuo libro dove tu parli di questa affascinantissima figura che è un bandito ebraico che poi va a comandare anche l'Armata Rossa, personaggio diciamo dei bassi fondi ma di grande fascino anche letterario che viene fuori dalle pagine benissimo raccontate del tuo libro, no? Ci sono figure che si muovono a cavallo tra mondi apparentemente molto diversi, no? Più in generale però mi viene da dire, anche questo ce l'avevi raccontato, il fatto di ricorrere a milizie mercenarie è un costume che accomuna in questo caso l'Ucraina e la Russia, no? Perché Prigozhin è un mercenario, ma le milizie mercenarie ce ne sono numerose anche in Russia, ce ne sono state anche in passato, ma non poche ce ne sono state anche in Ucraina, o sbaglio? Ci sono, sì, però ci sono delle differenze. Le milizie mercenarie in Ucraina nascono quando si ribella il Donbass, dove però si ribella ma con armi russe e consiglieri militari russi, e l'esercito ucraino si trova impreparato, si trova debole, si trova fragile. Così pure in Crimea, dove gli omini verdi, che poi erano truppe speciali russe, la conquistano senza colpo ferire. Ecco che allora, in un momento di caos in cui ci si è accorto che le forze di sicurezza ucraine erano mal armate, mal addestrate e in grossa difficoltà, sono nate delle milizie finanziate da qualche imprenditore locale che ha detto: sentite, io armo un po' di gente perché bisogna dare una mano ai soldati ucraini perché non riescono a fermare il nemico che avanza. Queste milizie, tra cui c'è il famoso battaglione Azov, che poi adesso non è più un battaglione ma una brigata, cioè significa che è cresciuto, adesso sono tutte rientrate sotto il controllo ucraino. Cioè in Ucraina l'esercito ha preso il controllo di tutto, anche perché è una debolezza avere milizie indipendenti, cioè una guerra non si riesce a fare con le milizie indipendenti, perché sfuggono al controllo, hanno un addestramento un po' strano, fanno cose non coordinate con l'esercito,
Vi ricordo che nella famosa guerra civile spagnola, dove all'inizio si crearono moltissime milizie indipendenti, tra cui anche le brigate internazionali, con molti partigiani antifascisti italiani, molti stranieri, eccetera, poi furono sciolte perché dicevano: ragazzi, siete volenterosi, ma abbiamo bisogno di strutturare l'esercito in maniera razionale. Quindi, conclusione, le milizie ucraine oggi fanno parte integrante dell'esercito, sono state uniformate ed era necessario per creare sul campo di battaglia un coordinamento tra unità. Diverso invece quello che succede in Russia, e questo è anche una debolezza dello Stato, perché se sei un potente impero, con un potente esercito, con una leadership politica potente, non puoi dare spazio a unità indipendenti, incontrollate, che poi, come è successo in questi giorni, si ammutinano. La unità Wagner, che comunque era un'unità ben pagata di mercenari, gente che sapeva combattere e gente che è ben pagata, però ha creato fin dall'inizio con l'esercito russo una rivalità terribile, anche perché c'è il soldato russo medio che viene pagato pochissimo e si trova questi qui che sono pagati di più. Poi ci sono gli ufficiali russi che dicono: come noi abbiamo fatto l'accademia, abbiamo fatto i corsi, è una vita che studiamo da soldati, e poi arrivano questi qua che ci prendono, ci insultano, sono arroganti e sono pagati molto più di noi. Ecco, queste cose qui che non funzionano, cioè fin dall'inizio uno Stato che per far lavorare l'esercito vero e proprio va a prendere un gruppo privato, significa che c'è qualcosa che non funziona. Ecco, Dario ci scrive via WhatsApp, e poi se hai qualche minuto ancora, Ugo, io Sì, magari passerei anche qualche telefonata. volentieri. Se qualcuno ha voglia di intervenire lo può fare allo 02 92 94 7222. Ripeto, 02 92 94 7222, oppure mandare messaggi via WhatsApp al 346 6427 756. Ci chiede Dario se questo tentativo invece fosse, o comunque l'operazione Prigozhin, un diversivo per rilocalizzare le truppe e disorientare l'avversario, cioè in questo caso l'Ucraina, e che fa il paio con un altro messaggio che dice in sostanza: ma alla fine questo Prigozhin si è localizzato con le sue milizie in Bielorussia, pur sempre vicino a Kiev, cioè a ridosso dell'Ucraina. Allora, innanzitutto teniamo presente che in questo momento le milizie Wagner subiranno una specie di scissione, perché Putin in un discorso ufficiale ha detto: chi vuole può andare a lavorare nell'esercito, e io voglio vedere con quale affetto saranno accolti, soprattutto se li pagheranno ancora dai 5.000 ai 7.000 euro al mese, cioè prendono un 10, un 20% i soldati russi, quindi hanno questa scelta. Non ci credo. Altri seguiranno Prigozhin, perché con Prigozhin non solo si combatte, ma si guadagna un sacco di soldi. E poi guardate che le milizie Wagner hanno combattuto adesso, sono uscite allo scoperto in Russia, ma normalmente sono ubicate in Africa, in diversi paesi africani, dove fungono da forze di sicurezza per governi africani locali, quindi fanno tipo da legione straniera francese, o pattugliano e organizzano miniere d'oro e altri traffici molto importanti, ecco perché sono una fonte di ricchezza importantissima. Quindi alcuni lo seguiranno. Riguardo alla Bielorussia, gli attacchi della Bielorussia non sono, dal punto di vista militare, consigliabili. Non ti posso dire impossibili, ma non sono consigliabili perché è un terreno difficilissimo, è un terreno molto adatto alla difesa. Se attaccassero la Bielorussia, gli ucraini direbbero grazie, perché comunque è il posto peggiore dove attaccare e non ci sono linee di rifornimento. Io credo che in una situazione come questa la Wagner si guarderà bene da mettere le mani nel conflitto ucraino, perché poi quale vantaggio? Cioè, Prigozhin adesso si deve ricostruire e certamente non sarà generoso verso la Russia. Ecco, tra l'altro tu prevedi che ci siano le purghe adesso in arrivo da parte di Putin, no? Si apre la stagione delle purghe. Tra l'altro qualcuno dice anche Prigozhin non è che può sperare di tirare troppo per le lunghe. Verrà fatto fuori secondo te? No, io non credo, perché, attenzione, se qualcuno si va a studiare la vita di Prigozhin, trova delle scoperte interessanti. Innanzitutto è un personaggio che viene dal sistema russo, cioè lui diventa un personaggio ricchissimo innanzitutto perché, ripeto, governa anche settori dell'economia di alcuni paesi africani. Ma poi fondamentalmente Prigozhin è una fonte di soldi per molte persone importanti di Mosca,
tra cui lo stesso Putin. Cioè Putin tra i suoi fondi privati c'è quelli che gli arrivano dalle attività controllate dalla Wagner. Quindi c'è un rapporto tra Prigozhin e alcuni personaggi potentissimi che non fanno fuori quello che ti fa arrivare un sacco di soldi. Ecco, quindi, e questo personaggio, quindi attenzione, lì Sì. gli interessi personali, i soldi e le proprie tasche piene contano più della patria, contano più dell'amore per la Russia. Questo vedo come destino di Prigozhin. Allora, c'è un ascoltatore in linea e un altro che scrive, lo cito rapidissimamente. Prigozhin ha capito che la guerra è persa e soprattutto che l'esercito russo è allo sbando. Sentiamo però la telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao, sono Massimiliano. Buongiorno. Ascolta, io non sono né per Putin né per Zelensky, sono per la pace, la cosa più importante. Però vorrei chiedere al signor Poletti, Sì. se lui non vivesse a Odessa, ma vivesse in una città russa, direbbe le stesse cose che dice adesso o parlerebbe tutto il contrario? Perché bisogna vedere perché la propaganda si fa da chi si è alleati. Mi dica questa risposta qua. Se lei abitasse in una città russa, direbbe le stesse cose che dice adesso. Arrivederci. Dunque, allora, no, vabbè, la domanda è giusta, è una domanda corretta. Non c'è dubbio che se io vivessi in Russia, come il russo medio, potrei parlare diversamente se guardassi solo la TV di Stato russa, che dice delle cose, e poi tenete presente che in Russia non c'è la possibilità di sentire altri mezzi di comunicazione. Per fortuna in Ucraina tu puoi sentire anche quello che dice la TV italiana, puoi sentire quello che dicono tutti gli opinion maker di altri paesi, quindi puoi confrontare. Quindi qui io trovo una maggiore libertà, nessuno mi censura quello che dico. Io ho fatto anche degli articoli di critica nei confronti di alcune azioni fatte dal governo ucraino. Nessuno mi ha arrestato, se invece fossi in Russia la passerei molto male. Teniamo presente poi che a un certo punto c'è una questione di differenza culturale, cioè se un italiano, ma un europeo, un tedesco, un inglese venisse qui a vivere in Ucraina, si troverebbe un livello di libertà, di dialogo e un popolo che comunque è interessato a vivere in Europa perché l'ha vista, è viaggiato. Se va in Russia non c'è questa libertà di dialogo, i russi non parlano ad alta voce di quello che sta succedendo, della guerra. Io ho degli amici anche in Russia, li ho che vivono lì, che stanno lì e che mi dicono è un argomento di cui tu non parli perché se qualcuno esprimesse un'opinione diversa finirebbe male, potrebbe essere denunciato. L'altra osservazione invece che faceva il nostro ascoltatore via per iscritto, Prigozhin ha capito che la guerra è persa e che l'esercito russo è allo sbando, così si spiega, diciamo, il suo tentativo per quanto finito sì. malamente. Beh, che sia allo sbando non si può dire ancora troppo presto, magari, però che ci sia, allora, la differenza, se dovessimo dire in una sintesi molto brutale, com'è che un paese 28 volte più grande dell'Ucraina, con il secondo esercito del mondo, con una popolazione 3 milioni e mezzo, 3 volte e mezzo più grande di quella ucraina, non è riuscito a invadere, a sconfiggere l'Ucraina? Perché c'è una differenza di compattezza tra le due forze, cioè gli ucraini comunque hanno un valore morale hanno un fattore morale più alto perché difendono casa loro. Nei russi non c'è la stessa motivazione, loro sono andati lì per motivazioni politiche e se dopo un anno non sono riusciti a vincere, il soldato russo medio si rende conto che la guerra non sta andando bene. Se tu come soldato ti rendi conto che la guerra non sta andando bene, vedi molti tuoi compagni morti, perché vedere molti commilitoni morti è una cosa che demoralizza. Vieni a sapere che poi alle spalle ci sono anche reparti che si ammutinano, con quale motivazione combatti? Ecco, questo è il grosso vantaggio che hanno gli ucraini rispetto a lui. Ecco, Ugo, abbiamo una piccolissima pausa, poi se hai ancora qualche minuto Volentieri, proseguiamo, sì. perché volevo chiederti un po' di cose, sempre ricordando che lo può fare anche chi ci sta ascoltando chiamando allo 02 92 94 7222 oppure al 346 via WhatsApp 346 6427 756 tra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Di nuovo in onda con Giulio Cainarca e il direttore Ugo Poletti. Eccoci qua. Allora, se ci sono telefonate le passiamo al volo subito, Federico. E poi un'altra cosa che volevo chiederti, direttore, è questa qui. Il fatto che abbia trovato riparo in Bielorussia, Prigozhin, cosa significa sostanzialmente? Proprio riducendo all'osso. Che significato politico ha questa cosa, Una chiamata. Ma dal io tuo punto di vista? credo che la mediazione di Lukashenko sia sostanzialmente un copione che hanno passato al leader bielorusso. Il leader bielorusso non è come Erdogan, capace di avere una forza politica per negoziare. È un vassallo di Mosca, la Bielorussia dipende completamente da Mosca, avevano bisogno di un terzo per dare un'aura di neutralità. Io non mi stupirei che se Prigozhin, una volta arrivato in Bielorussia, tra un po' scomparisse e se ne tornasse in paesi dove è molto più libero e dove non rischia di essere, insomma, aggredito o avvelenato. Bene, abbiamo intanto una telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Tocca a me? Prego, Sì. buongiorno. Padania Libera, Roby Bergamo. Io Prego. volevo paragonare il suo ospite a Gaiani, l'esperto di militare che un giorno sì e giorno no ci spiega benissimo come stanno andando le cose in Ucraina. E mi sembra quasi speculare al suo ospite. Logicamente sto scherzando. Un signore che è ancora convinto che Garibaldi ha riunificato l'Italia con 1000 persone, ma che attendibilità può avere? Praticamente zero. Grazie, salve. Sì, veramente io ho usato Garibaldi come esempio negativo, nel senso che Prigozhin certamente non faceva come Garibaldi che partiva con 4 persone. Dopodiché, allora, che Garibaldi sia arrivato in Sicilia con 1000 persone, questo è storico, erano 2 mercantili, il Piemonte e il quarto, mi sembra che si chiamasse. Poi dopo è successa un'altra cosa, ma adesso non stiamo qui a raccontare la storia di Garibaldi, dietro Garibaldi c'erano manovre anche finanziarie, c'erano manovre geopolitiche, Garibaldi era sostenuto dall'Inghilterra, quindi dico al caro signore che mi fa una domanda polemica, la storia la conosco abbastanza bene, però era un esempio strumentale. Quello che volevo dire è che Prigozhin, anche lui, se ha fatto questo ammutinamento, ha provato a conquistare Mosca apparentemente con 5.000-6.000 uomini, non ci proviamo credere, c'era dietro sicuramente un progetto molto più ambizioso. Spero che la mia domanda plachi la sua forza polemica nei miei confronti. No, ma ci sta, sai, perché in questo Sì. anno e mezzo abbiamo imparato che qui si polarizzano molte opinioni politiche intorno a questa vicenda russo-ucraina, Sì. perché ciascuno rivive, secondo me, anche un po' la propria storia, il proprio background politico, da sinistra, da destra, dal centro, da sopra, da sotto. Tu te ne sarai avveduto perfettamente, Sì, no? sì. In tutto questo periodo, perché è un po' come un prisma, una cartina di tornasole di tante nostre. Poi si aggiunge anche un fatto, no? Che secondo me è fondamentale. Io oggi non ho letto tutto l'articolo del generale Fabio Mini sul Fatto Quotidiano, però condivido l'assunto di fondo che mi pare venga fuori anche dal titolo, che ognuno prende i pezzi del puzzle e li sistema un po' come vuole per tirare l'acqua al proprio mulino, no? Sì. Ma questa è un'operazione tipica, diciamo, soprattutto dell'informazione in tempi di guerra, ma tipica dell'informazione in generale, in assoluto. Abbiamo fatto abbastanza anni di militare a Cuneo per sapere che è così, no? O sbaglio? Io l'ho fatto il militare, non a Cuneo, però l'ho fatto anch'io. No, ma quello che dici è giusto. Bisogna maneggiare con cura però quelle che sono la propria storia e le proprie categorie mentali, cioè ci sono a volte delle spunti utili, per esempio a me piace usare l'espressione dei garibaldini, cioè dico che Garibaldi ricevesse fondi internazionali è vero, però che la gente che combatteva con Garibaldi ci credeva veramente è altrettanto vero, perché erano volontari, erano gente che credeva in questa causa. E un po' molti ucraini volontari sul fronte hanno questo stesso spirito, quindi noi proviamo, a volte ci è utile usare questi esempi storici. Ecco, Ugo, c'è un ascoltatore in attesa di poter intervenire, lo passiamo subito, però ti giro anche un'osservazione di Gianni da Roma, via WhatsApp. Il suo ospite, il direttore Poletti, afferma che in Ucraina c'è libertà di stampa, pensiero, parola. Altre voci, vedi anche Travaglio, che l'ho scritto più volte sul fatto, affermano che Zelensky ha chiuso tutti i media contrari a quello governativo e che i cittadini ucraini vengono coscritti con la forza. A chi credere?
Dopodiché accenno anche a un'altra domanda molto semplice, ma per l'Ucraina la guerra sta andando bene? Chiede un altro ascoltatore. Poi ci sono altri messaggi, ma prima sentiamo anche l'ascoltatore al telefono. Pronto? Oh, buongiorno. Io Buongiorno. il militare l'ho fatta per Celli, non so se va bene. Va. No, a Cuneo lo diceva Totò, era una vecchia battuta. Lo so, mi ricordo. No, niente, il messaggio che ha letto poco fa un po' mi ha anticipato. In effetti mi risulta che in Ucraina tutti i partiti di opposizione adesso siano fuori legge e già prima della guerra non è che se la passassero benissimo. Inoltre il suo ospite diceva che è possibile in Ucraina i media occidentali, ma i media occidentali, perlomeno quelli principali, sono tutti completamente schierati, quindi non è che cambi molto. E quanto alla Russia, ad esempio, mi risultava che, adesso non so attualmente, però ad esempio è possibile vedere Fox News, CNN, tutti i canali occidentali, cosa che mentre qua in Italia, ad esempio, Russia Today è censurata come Sputnik, eccetera. E quanto ai siti russi, ogni tanto vado, ovviamente non conosco il russo, però c'è traduttore automatico, così vado a vedere alcuni siti militari e ci sono delle critiche molto pesanti spesso al governo Putin e soprattutto all'apparato militare per come sta conducendo la guerra. Quindi non è così bianco e nero come si dice, anzi io che sono sempre stato più o meno filo americano, perlomeno fino a un po' di tempo fa, poi man mano non è che sia cambiato io, sono cambiati loro con le loro politiche, vabbè, tutte adesso politicamente corretto, poi tutte le balle che sono venute fuori, ok. Però adesso istintivamente viene quasi più da parteggiare per la Russia proprio per questo martellamento a senso unico che ti fa dire un po' come al tempi della vaccinazione, cioè ti fa andare istintivamente dall'altra parte. Buongiorno. Allora, molto interessante questa telefonata, secondo me. Ed è anche molto però utile. Ti chiedo la cortesia di aspettare un secondo perché ne abbiamo un'altra in attesa. Quindi evitiamo attese lunghe al telefono, passiamo anche questa, poi ci ritorniamo sopra, perché secondo me è molto utile partire dalle argomentazioni dell'amico che ci ha telefonato. Pronto? Ciao, buongiorno, sono Donatella Cremona. Allora, Buongiorno. io vorrei fare una domanda. Per me Zelensky è uno vicino agli americani. Praticamente io quando lo vedo in televisione che continua a chiedere le armi, voglio questo, voglio quello, e poi ci sono i cittadini degli altri paesi che devono tirare la cinghia per lui. Io per esempio non sono d'accordo, gli americani ne stanno facendo di cotte e di crude in tutti i paesi del mondo, tipo Libia, hanno fatto una marea di guerre e noi stiamo qui a vedere se Putin ha invaso l'Ucraina, a me proprio non me ne frega niente. Buongiorno. Allora, a uno che ci abita e ci vive forse qualcosa gli frega, diciamo. Ma sì, terra. Alla signora direi, signora, se qualcuno invadesse casa sua lei chiamerebbe i carabinieri, non è che direbbe non venite a aiutarmi perché ci sono altre persone che hanno più bisogno. Se lei fosse presidente dell'Ucraina chiederebbe armi a tutto il mondo, chi gliele dà direbbe grazie, quindi è una questione di chi si trova e dove si trova, insomma. Zelensky deve fare il suo mestiere perché il suo popolo vuole che faccia questo. Era molto interessante la domanda del precedente ascoltatore che mi permette di puntualizzare. Allora, quando un paese è in guerra c'è la legge marziale. La legge marziale significa restrizione della libertà, anche quelle di opinione e di comunicazione. Succede in tutti i paesi in guerra, perché anche in Inghilterra, patria della democrazia, furono aboliti dei partiti. C'era un partito nazionalista inglese che era un partito che aveva delle simpatie verso Hitler. Quel partito fu sciolto e i responsabili del partito furono, diciamo, messi sotto controllo o furono addirittura arrestati. Idem fecero gli americani con i cittadini giapponesi nel loro territorio, cioè in guerra ogni paese è obbligato a applicare delle leggi restrittive. Perché? Faccio un esempio. Qui a Odessa furono fermate delle persone che facevano fotografie a strade, a ponti, a incroci. Erano spie russe che mandavano queste foto all'esercito russo per dare i bersagli. In democrazia non puoi fermare una persona perché fa una fotografia. Con la legge marziale puoi farlo e questo serve a difendere meglio lo Stato. Partiti di opposizione. Signori, ci sono i partiti di opposizione in Ucraina. Zelensky ha dei partiti di opposizione in Parlamento che lo criticano, che vorrebbero cercare di sostituirlo,
è stato abolito il partito che invece era il partito filorusso. Perché? Perché era evidente che attraverso la rete politica di questo partito e i suoi leader sono stati arrestati, questi ricevevano fondi dalla Russia. Cioè c'era in Ucraina una rete di collaborazionisti, cioè gente pronta ad accogliere i russi, erano tantissimi, erano nelle forze armate, erano nei servizi di sicurezza, nella polizia, nelle amministrazioni, e la rete che li aiutava era questo partito. Quindi è evidente che un paese quando è in guerra si deve difendere. Dopodiché, se tu non scrivi come, se non sei un filorusso, nel senso che pubblicamente dici i russi fanno bene ad attaccarci, venite, venite, allora in quel caso tu vieni fermato e anche arrestato, però puoi esprimere dissenso. Io non sono d'accordo con tutte le leggi che ha fatto il governo ucraino, ce ne sono alcune che sono assolutamente criticabili. Ho detto anche pubblicamente, se gli ucraini vogliono entrare in Europa devono cambiare moltissime delle leggi che adesso in tempo di guerra per emergenza hanno fatto, però diciamo questo non impedisce che ci siano anche i critici di Zelensky e possono esprimere la loro critica perché magari farebbero la guerra in maniera diversa. Scordiamoci critiche verso l'operato di Putin. Chi criticava Putin è stato Prigozhin e vedete com'è finito. C'è un'altra telefonata, presumo, anzi due, e quindi le ascoltiamo pure esse. Pronto? Pronto? Buongiorno Cardinal Canarca, buongiorno. Buongiorno a lei. Francesco da Rona sul Lago Maggiore in Piemonte. Saluto anche Poletti che ha un cognome che dalle mie parti è molto diffuso, non so se di queste parti sì. qua. Piemonte. Sì, ecco. sì, Niente, io volevo fare una mia piccola considerazione, no, sulla guerra. All'inizio è partita come una questione, diciamo, interna tra la repubbliche russe dell'Unione, ex Unione Sovietica, e l'Ucraina che faceva parte, con il discorso del Donbass, quella cosa lì. Poi la cosa si è portata avanti ed è subentrato l'aiuto, diciamo, tra virgolette, della NATO e di tutti gli altri paesi dell'Alleanza Atlantica, e io vedo più che altro un discorso di business adesso, per un discorso di investimenti su spedire missili e cose così, per poi dopo la ricostruzione, che si parla di miliardi e miliardi di euro, dollari, quello che è. Quindi purtroppo ci va di mezzo la povera gente, per un mio personale, penso che non sia solamente mio, discorso di ricostruzione, perché i soldi, se la guerra chi fa l'argent, no? L'argent chi fa la guerra, cosa che diceva di Napoleone. Così. Va bene, mi fermo qua, buona continuazione, arrivederci Cardinale, buona giornata. Cardinale, adesso è troppo lunga da spiegarti la genesi di questo nomignolo, comunque te lo spiegherò in privato. Anch'io qualche volta vengo chiamato cardinale perché Ugo Poletti è stato un cardinale della Chiesa Cattolica. È di grande importanza anche. È presidente della CEI anche, sì. No, beh, io e purtroppo nella realtà non possiamo mica chiudere gli occhi. Le guerre trascinano anche il business, le guerre sono anche un affare economico. Questa guerra è stata un'occasione per l'America per rafforzare l'alleanza NATO e anche per logorare un nemico storico, cioè i russi stanno distruggendo tutto il loro esercito, tutte le loro capacità belliche, che significa che probabilmente non saranno più capaci di fare una guerra da qui a 15 anni, quindi questo è anche un vantaggio per un'alleanza contro la Russia. Questa è una logica, non sto esprimendo un parere favorevole o no. Riguardo a questa guerra, di mezzo ci sono gli ucraini, ma gli ucraini la guerra non l'hanno voluta, nel senso che, guardate, questa guerra era scoppiata nel 2014 quando la Russia ha conquistato con un colpo di mano la Crimea e ha armato le milizie del Donbass, perché quelli del Donbass senza le armi non si sarebbero potuti sollevare. Noi nell'Alto Adige abbiamo avuto qualche bombarolo voleva l'indipendenza dell'Alto Adige, ma per fortuna nessuno gli ha dato le armi a quelli dell'Alto Adige, quindi non abbiamo avuto lo stesso problema. Però fino a quando la guerra era ragionale, come c'è su queste due zone, tutto il mondo si era in qualche modo tranquillizzato. Il messaggio era: cari russi, se vi fermate lì, nessuno vi rompe le scatole. Però conquistare tutta l'Ucraina e iniziare un piano di invasione imperiale, dove si sa benissimo che dopo l'Ucraina la Russia avrebbe invaso anche la Moldavia, si sarebbe ripresa la Georgia, avrebbe espanso i suoi confini, ecco, questa cosa non conveniva a noi italiani, non conveniva ai francesi, non conveniva ai tedeschi e soprattutto agli americani. Cioè, per noi una Russia militarmente prepotente, aggressiva, che poi ci ricattava col gas fino a ieri,
Ecco, questo non era un affare, quindi il nostro supporto all'Ucraina come italiano, non solo perché vivo qua a Odessa, ma è stata una scelta anche razionale. Ugo, abbiamo 2 telefonate, poi una serie di messaggi che non vorrei trascurare, perché ciascuno di essi, io non trascuro mai niente, perché tutte le cose mi offrono spunti di riflessione sempre, Sei un vero qualunque cardinale, allora. Sono un vero cardinale, e questo cerco di ambire alla dignità cardinalizia. Comunque, ci sono 2 telefonate, le sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Marino Brescia. Allora, io non voglio entrare nel merito della guerra, delle ragioni del famoso presidente filorusso che fu deposto, perché qua ci sarebbe da parlare per delle ore. Io dico solo che in questa guerra non ci vedo chiaro tante cose. Però una cosa sono sicuro di una cosa, e sono una persona pratica che guarda prima di tutto gli interessi miei e del mio paese. Se continuiamo a fornire armi agli ucraini, se dovessimo dare retta a tutto quello che ha chiesto Zelensky, qui saremmo già praticamente morti per la terza guerra mondiale con le armi nucleari. Questo se dovessimo seguire Zelensky e tutte le sue esigenze. Poi ripeto, per quanto riguarda tutto il resto, ci sarebbe anche da dire sul fatto che gli ucraini hanno votato un presidente che voleva fare entrare la sua nazione nella NATO e piazzare i missili nucleari praticamente dietro l'angolo rispetto a Putin. Putin sarebbe trovato dei missili nucleari a pochissima distanza dal suo territorio. E abbiamo visto benissimo la NATO quanto si sia espansa contravvenendo a degli accordi che erano stati stipulati all'inizio negli anni 90. Io capisco quindi certe ragioni che ha avuto anche la Russia, anche se non giustifico mai comunque la guerra, perché nella guerra, a differenza di quelle che si facevano nel Medioevo e ancora prima, che si combatteva sui campi di battaglia e le vittime civili non esistevano, adesso purtroppo avvengono e coinvolgono tessuti urbani dove muoiono innocenti. Grazie e buona giornata. Bene, allora stiamo rischiando quello che diceva Einstein, no? Di combattere la quarta guerra mondiale con la clava e col bastone. Però c'è un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo dire al signor Poletti che lui ha detto che la signora ha contestato un po', no, questa situazione qui, no, tra Ucraina, Donbass e Putin, no? La Russia. E lui ha detto che se venissero a invadere il suo proprietario, la signora qui, chiamerebbe i carabinieri. Sì, ma anche lì praticamente è successo così, in Donbass, cioè non voglio ripetere perché mi hanno già preceduto quelli che hanno parlato prima di me. Io vorrei dire solo semplicemente una cosa: qui in Italia abbiamo la stessa situazione. Se si dovesse verificare, ad esempio, che nel Sud Tirolo dovessero rivendicare la loro appartenenza, diciamo, allo Stato austriaco, cosa farebbe? Lo Stato italiano cosa farebbe? Secondo lei cosa farebbe? Visto che sa tutto, che è storico, che insomma ne sa più di noi, perché lei è laureato, sicuramente sa più di noi. Ma allora rispondo. Quando gli altoatesini o sudtirolesi iniziarono alcuni gruppi a rivendicare l'autonomia dall'Italia, perché storicamente sono di lingua tedesca e sono appartenuti all'Austria, l'Italia ha fatto un compromesso politico. Per fortuna, cioè ha concesso, infatti grosse concessioni amministrative, stanno molto bene in quelle valli. Diciamo un'autonomia che molti altri vorrebbero, non a caso viene citata dagli autonomisti vari come un modello, no? Hanno barattato in cambio di una vita più con il rispetto dei loro diritti linguistici, perché noi siamo un modello che tra l'altro possiamo offrire all'Ucraina. L'Italia ha gestito in maniera pacifica e ha un'esperienza, e io qualche volta l'ho scritto: cari ucraini, potete prendere l'esperienza italiana sotto questo punto di vista. Ma ripeto, per fortuna abbiamo potuto negoziare con quei pochi altoatesini irridenti, perché abbiamo evitato di mandare sull'esercito e bombardare i paesi. Questo è il discorso. E dall'altra parte, fortunatamente, l'Austria non aveva nessun interesse a fomentare, a recuperare questa vecchia provincia, e quindi siamo stati avvantaggiati. Diverso è stata la guerra nel Donbass, perché guardate che è vero che in quella provincia la gente era malcontenta, se no non si ribellava,
ma c'erano anche molti ucraini, perché sono tutti cittadini ucraini, quelli lì ancora teoricamente, che io conosco e che sono dovuti scappare via, lasciare le case, famiglie intere che hanno dovuto lasciare la zona del Donbass perché loro non erano d'accordo. Cioè, non erano la maggioranza, però ce ne sono stati tantissimi che hanno detto scusate, noi vogliamo rimanere con l'Ucraina. Hanno dovuto lasciare tutto perché rischiavano di essere picchiati, malmenati, qualche volta uccisi. Ecco, quindi attenzione, quella situazione lì è molto complicata. Dopodiché una gestione di certi territori, Ugo, non so come la vedi tu, ma sì. certi territori gestiti sotto l'egida delle Nazioni Unite con consultazioni magari reali della popolazione potrebbero essere una soluzione, no? Perché mi viene in mente la questione del Kosovo e della Serbia. Ora tutti, diciamo, ci ricordiamo la figura di Milosevic, però è anche vero che siamo passati da una situazione all'opposto e adesso le tensioni nascono per opposte ragioni rispetto a quelle del 99, della guerra del 99, cioè devi trovare comunque un equilibrio, altrimenti in certe zone del pianeta le cose sono esplosive, no? Ma infatti ci siamo visti in una trasmissione con te commentando il fatto che avevo detto guardate che la Crimea potrebbe passare attraverso un mandato internazionale dell'ONU, cioè io credo che una volta che le armi taceranno bisognerà trovare delle soluzioni diplomatiche, come per 5 anni queste zone sono governate da una presenza neutrale che poi darà la possibilità ai cittadini di votare, quindi secondo me gli strumenti ci sono. Riguardo alla domanda precedente del personaggio e della terza guerra mondiale, guardate, la terza guerra mondiale non la vuole nessuno, cioè non la vogliono non la vogliono né gli americani né i russi. Ecco perché appena pochi mesi dopo l'inizio della guerra il comandante dell'esercito americano si sente al telefono con una certa frequenza con i vertici dell'esercito russo per dire signori, la guerra è in Ucraina, mettiamoci d'accordo sulle regole del gioco, nel senso che noi americani non vogliamo una guerra nucleare, a voi pure non conviene, quindi diamoci delle sorte di linee rosse, e le linee rosse poi si sono capite quali sono, cioè i russi non vogliono vedere, hanno paura che venga invasa la Russia, gli americani hanno detto nessuno vuole invadere la Russia, non siamo mica scemi, dopo che l'abbiamo invasa cosa ci facciamo con la Russia? Nessuno la può controllare. Allo stesso tempo i russi si sono sentiti dire se toccate le armi nucleari noi vi facciamo pagare con gli interessi questa cosa. Aggiungo il fatto che poi i russi si fanno scoppiare un'arma nucleare vicino ai loro confini, la radioattività se la beccano pure loro. Quindi, no, allora, Ugo, abbiamo un minuto per chiudere, voglio citarti però rapidamente ancora 2 messaggi. Un ascoltatore che richiama un capitolo del tuo libro Nel cuore di Odessa intitolato La menzogna come malattia dell'anima russa, no? Sì. E dice chiave di lettura questa anche per spiegare i rapporti tra Putin e Prigozhin. A me per la verità mi verrebbe di allargare molto il quadro a tante altre situazioni. Comunque l'ascoltatore richiamava giustamente, credo, questo capitolo del tuo libro, no? Abbastanza appropriatamente. Un altro ascoltatore invece ti chiede addirittura, te la giro perché è divertente anche questa, se il tuo giornale è finanziato dalla brigata Azov e come sta in piedi l'Odessa Journal. No, l'Odessa Journal sta in piedi da solo, con sponsorizzazioni che avevamo fino all'inizio della guerra da aziende locali, cioè io ho un giornale in inglese e questa giornale dà la possibilità ad aziende ucraine che lavorano a Odessa di far vedere i loro marchi, queste sono le inserzioni, quindi i giornali online si finanziano, si autofinanziano in questa maniera, quindi è un giornale totalmente privato, non ricevo fondi di carattere pubblico e tantomeno militare. In questo momento il giornale è in perdita, quindi se qualcuno ci vuole fare una donazione sono molto contento, ma continuiamo perché per noi è importante. Allora. La menzogna, fammi dire una cosa su questa cosa. Guardate che la menzogna è un tema che a me assilla, non soltanto per la propaganda. Fammi parlare da cardinale, Ugo. La menzogna è instrumentum regni, no? Cioè è un modo per governare. È un modo per governare, bisogna essere bravi a saper distinguere le menzogne, però quello che a me colpisce moltissimo, vista la guerra da qua, questa è una guerra dove stanno morendo soprattutto soldati, è una cosa nuova, cioè le vittime civili sono molte di meno dei soldati sul campo di battaglia, ma la menzogna ha ucciso tanti soldati, secondo me le vittime numero 1 di questa guerra sono i soldati russi, cioè ne sono morti così tanti che la Russia si troverà dissanguata. Ebbene, molti di questi morti sono dovuti alle menzogne. Per quale motivo?
Perché se tu dici ai soldati che devono entrare in un paese nemico, non vi preoccupate, mettetevi sull'autostrada, andate alla capitale, tanto non c'è da combattere, e questi si mettono in colonna, vengono poi attaccati dai lati, come è successo dagli soldati ucraini, e non si sono potuti difendere. E se gli dicono non vi preoccupate perché tanto troverete la gente che vi accoglie con i fiori e con il pane e il sale, come si usa nella tradizione, questi soldati, quando sono entrati nel territorio ucraino, non erano preparati a essere attaccati giustamente dai difensori del territorio ucraino. Ecco, moltissime di queste morti sono state dal fatto che non hanno detto ai soldati: signori, stiamo facendo una vera guerra, troveremo resistenza, entrate in un territorio come si fa con i soldati professionali, cioè sparpagliatevi, non vi mettete in colonna su una via, proteggetevi i fianchi, ci sarebbero stati molti meno morti. Questo è un esempio in cui le menzogne uccidono. Allora, io ringrazio Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, autore del libro Nel cuore di Odessa, edito da Rizzoli. Ugo, è stato un piacere rivederti, ci risentiremo magari periodicamente, perché credo che avremo ancora modo di seguire queste vicende. Sì. Grazie. Fatevi Buona un giro giornata. anche sul sito di Odessa Journal, così potete anche sostenere il giornale, perché no? Visto che Ugo ci ha spiegato chiaramente come si sostiene, con difficoltà come tutti i mezzi di informazione che vogliono essere un pochino liberi, no? Grazie davvero Ugo, buona giornata e un saluto a tutti. Odessa. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi.